Ti ho cercato, ti ho aspettato, il cuore e le parole che sai dire solo tu. Dietro le quinte talk e siamo felici di iniziare questa puntata con i protagonisti dei Promessi Sposi. Accidenti! Un applauso. Qual è il filo sottile che c'è tra attore e personaggio? Sentiamo un po' la domanda che ha preparato Stefania. Stefania per Lucia. Come ha lavorato nella costruzione del suo personaggio? Intanto ho dovuto rileggerlo. Io volevo sapere se lei ha qualche rimpianto nella sua carriera. No, rimpianti no, assolutamente no. Fatto sempre un personaggio perché? Cioè un rimpianto sì, forse ce l'ho, quello di non aver interpretato ancora qualche ruolo da cattivo assassino. Voglio sapere se è stato contento del personaggio che le hanno affidato oppure preferiva farne un altro. No, sono stato contentissimo del personaggio, anzi sono doppiamente contento perché io ne faccio due, faccio Azzeccagarbugli e il Conte Attilio. Per quanto riguarda i giovani che vogliono intraprendere una carriera di attore, che possibilità offre il teatro? Beh, allora il teatro rimane la scuola di base per tutto, qualunque cosa tu voglia fare. Per una compagnia teatrale di grande successo come la vostra, com'è possibile recitare con così tanto entusiasmo ed energia ogni sera? Ce n'è tanta di energia perché c'è tanta passione, perché questo è un cast molto affiatato. Quanto può l'aspetto di un attore influenzare la scelta da parte del regista dell'attore che deve interpretare quel personaggio? Quando vengono fatte le audizioni, il regista ha già più o meno in mente la fisicità del personaggio che sta cercando, no? Mi piacerebbe sapere un personaggio che lei vorrebbe interpretare e che le manca. Mi piacerebbe fare il ruolo di una femme fatale. Com'è possibile rendere credibile un personaggio? Beh, c'è un lavoro che è molto importante, diciamo che è un po' diverso fra teatro e cinema. Questa è una versione ridotta della copione originale dei Promessi Sposi, quindi mi domandavo cosa funziona meglio sulla scena. La scena di Don Abbondio e dei Bravi la immaginavo più cupa, è una scelta di regia particolare? È senza dubbio una visione che ha avuto Michele Guardì. La scena del dialogo tra Renzo e Don Abbondio è accorpata a quella in cui Lucia si prepara al matrimonio. Come mai questa scelta? Ma diciamo è sempre un discorso di sintesi. Andiamo nel gruppo di Lucia perché c'è una domanda da parte di Ludovica. Prego Ludovica. Per fare musical bisogna essere degli ottimi cantanti e degli ottimi attori. Ma io sono convinta che se si riesce a fare un po' di entrambe le cose è la formula perfetta. Dietro le quinte talk.